Nebbie e ghiaccio, visibilità ridotta e strade insidiose dopo la breve nevicata di ieri. 4 i morti in poche ore in Veneto, in incidenti che hanno ancora una volta segnato in modo tragico le province di Venezia, Vicenza, Padova e Verona. L'ultimo, in ordine di tempo, ha paralizzato per gran parte della mattinata la triestina a Mestre, all'altezza di Canoghera. Erano circa le 9:40 quando Giulia Salviato, impiegata di 32 anni, alla guida della sua piccola utilitaria a causa del ghiaccio, ha sbandato, finendo la sua corsa contro un tir che sopraggiungeva sulla corsia opposta. Della sua auto non rimane che questo. Una dolorosa scia di morte partita ieri sera da Lonigo nel Vicentino verso le 21:40. Pierluigi Marzotto, 53 anni, stava percorrendo con la sua Opel Corsa la provinciale 500. In località Madonna, all'altezza di una curva, è uscito di strada, salito su un marciapiede e ha perso il controllo dell'auto, abbattendo la recinzione di una casa, una colonnina del gas. Era molto ghiacciata la strada? Sì, era tanto ghiacciata ieri sera la strada. Cioè, erano attorno alle 10, 10 e un quarto e c'era tanto ghiaccio per terra. L'uomo, aiutato dai residenti, è uscito dall'auto, era cosciente tanto da fornire ai carabinieri le sue generalità. In ospedale è arrivato in gravi condizioni e morirà un'ora dopo. In contemporaneo quasi l'incidente è accaduto nella bassa padovana tra ospedale Teogano e Ponso sulla provinciale 91. La vittima, un giovane di soli 29 anni, Matteo Rosante, che per il ghiaccio ha perso il controllo della sua Fiesta ed è finito fuori strada. Inutili purtroppo i soccorsi. Guidava un furgone l'imprenditore agricolo morto nel Veronese, a Badia Calavena. Luigi Taglioli, 57 anni, è finito fuori strada lungo la provinciale 10. A notare il mezzo una pattuglia di carabinieri che ha allertato i soccorsi, ma l'uomo era già morto. La nebbia continuerà ad avvolgere il Veneto fino a venerdì. Disagi intanto si sono registrati anche al porto di Venezia e all'aeroporto di Treviso, chiuso per tutta la mattinata il porto lagunare. Alcuni voli in partenza e arrivo allo scalo trevigiano sono stati dirottati su Venezia e Trieste.